Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un altro e nuovo appuntamento con l'ambito sportivo, le nostre notizie, i nostri servizi, i nostri reportage attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento è anche con il digitale terrestre ogni sera 19:40, 19:45 circa sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente all'emittente del Nord Italia, la TV del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24. Andiamo ad iniziare e non possiamo che iniziare con il nuoto, perché ci sono grandi e belle notizie del nuoto. Il nuoto in apertura con gli europei a Glasgow in vasca corta, la Pilato, eccola qui, vince i 50 rana con un record, quello mondiale junior. Carraro nella stessa gara d'argento. Panziera, record invece nei 100 d'orso, e questa ci riempie di gioia perché insomma è una trevigiana ed è una, come si suole dire, nostra, tra virgolette. Oggi toccherà invece a Pellegrini, eccola qui la Dea, e poi a Paltrinieri. Ritorna il biathlon, spostiamoci dal nuoto alla neve perché ritorna il biathlon con la Coppa del Mondo in Svezia. Oggi c'è la 15 km individuale, tra l'altro femminile, con il ritorno in pista di Wierer dopo il successo di domenica. I leoni del Benetton a Monigo hanno perso la settimana scorsa contro il Cardiff Blues, proprio di misura. Ora Pro 14 che si ferma per 2 settimane e fa ritornare la Coppa con la doppia sfida per i leoni contro Lione. Si inizia con la prima gara a Lione il 14 dicembre, il match di ritorno a Monigo. Basket maschile in Champions con Saragozza Brindisi, è andata male la formazione italiana, ha perduto per 96-93. Oggi tocca per l'Eurolega all'Armani Jeans Milano che affronta la Stella Rossa. In Eurolega donne invece l'Umana Reyer Venezia ha perso in casa contro Praga per 77-50, una sconfitta piuttosto pesante. Oggi tocca all'altra formazione veneta lo Schio che affronta Girona. In Superlega maschile di volley domenica si disputeranno Modena-Verona e Ravenna-Padova per quanto riguarda le venete, e poi da non dimenticare la Champions, che non ci interessa particolarmente sotto il profilo del Veneto, ma interessa la Siri Perugia che sarà in trasferta a Tours in Francia. E poi l'Imoco, perché quando si parla di volley in questo periodo si parla di volley femminile, di campionato del mondo e di Imoco Volley Conegliano, che dopo le 2 vittorie, la prima contro l'ex Atsibasi e la seconda per 3-1 e la seconda per 3-0 contro le cinesi del Guangdong, sono già in semifinale. Basterà vincere 2 set contro il Minash del trevigiano Nicola Negro, che allena appunto il Minash brasiliano, e poi sarà finale. E domani c'è questo derby, lo hanno chiamato ormai il derby trevigiano, insomma, visto che Nicola Negro è trevigiano. Per quanto riguarda sempre l'Imoco, volevo suggerire di leggere magari la Gazzetta dello Sport, che inizia addirittura citando i tifosi del Conegliano. Sono un drappello, pochi, 5 o 6 mi pare, ma complimenti a loro perché si stanno facendo sentire nello splendore appunto di questi palazzi dello sport in Cina. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza è arrivato il prossimo incontro in trasferta a Cuneo. Per quanto concerne invece la Serie A, e cominciamo a parlare di calcio, Juventus superata dall'Inter in testa alla classifica, ed eccolo qui, proprio l'Inter che alla 15ª giornata inizierà domani sera venerdì 6 dicembre con lo scontro contro la Roma. Poi sabato ci saranno Atalanta-Verona, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus, 3 partite molto interessanti. A tenere banco ancora per il calciomercato sempre lui, Ibrahimovic, che sembra proprio interessato al Milan. Ieri vi ricordate, aveva detto, c'era la dichiarazione: vengo in Italia sicuramente in una squadra che deve tornare a vincere. Tutti dicono che è il Milan e vedremo. Insomma, tra l'altro da casa Milan si tace ed è partito il countdown per l'ok.
Spaccatissimo invece il Napoli, è uno spaccato di squadra, si sono formati all'interno 4 gruppi, in mezzo c'è lui, Carletto Ancelotti, con lui soltanto i giovani. Ieri Coppa Italia, Perugia-Sassuolo, ha vinto il Sassuolo per 2-1, Spal batte Lecce 5-1, Udinese batte Bologna 4-0, con tanta soddisfazione per il trevigiano Luca Gotti che guida l'Udinese in questo periodo. Questa sera tocca a Cagliari-Sampdoria alle 21 e in prima serata Parma-Frosinone. Andiamo in Serie B dove le venete e le friulane dovranno iniziare il prossimo turno di campionato, la 15ª giornata domani, lo faranno la capolista Benevento di Pippo Inzaghi e il Trapani del vittoriese Fornasier. Sabato invece Cittadella Salernitana, Pescara Venezia, Chievo Cremonese. Domenica tocca al Pordenone affrontare il Crotone e il Pordenone lo farà senza il suo tecnico che non può andare in panchina in quanto squalificato per 3 giornate. Serie C con un recupero che si è tenuto ieri, quello tra Imolese e Triestina. 1-1 il risultato, la formazione di Gautieri è ritornata a muovere ancora la classifica, a fare bene e insomma Gautieri è sempre lì che dice sto cambiando diversi moduli proprio per trovare l'assetto giusto della mia squadra. Domenica toccherà all'Anerossi Vicenza Feralpi Salò e a proposito di Vicenza, eccolo qui il il mitico Pablito Rossi che è stato insignito di un riconoscimento prezioso dal sindaco Rucco di Vicenza che lo ha nominato cittadino onorario e mi pare più che giusto. Padova Imolese a continuare, Triestina Modena, poi Virtus Verona, Reggio Audace. La classifica della Serie D vede il Campodarsego di Andreucci in testa alla classifica con 37 punti, incalza il Cartigliano con 31 e l'Adriese di mister Tiozzo 28 punti che sembra essere ritornata sul mercato. Montebelluna a quota 20 dopo la vittoria in trasferta contro il Charlins Musane per 2-1 e poi domenica tocca ancora ad un appuntamento in casa per il Montebelluna contro la Clodiense. Campionato di eccellenza che è quello che più da vicino seguiamo. Nel girone A il Giorgione cade, è stato battuto, allunga il Sona, sale a più 5 in classifica, mentre a più 2 il San Giorgio Sedico in testa nell'altro girone con 27 punti, ma noi siamo sulla parte bassa interessati della classifica perché ci sono le nostre squadre. Ultima il Montello con 8 punti, l'Eclisse a 11 punti con il Martellago, appena sopra con 12 punti l'Ia Piave, l'Union QDP e la Robeganese, tutto aperto e calciomercato di dicembre più vivo che mai. E allora Eclisse che ha portato a casa, vi dicevo già ieri, il portiere Bazzichetto del Treviso e poi Go, ex Nuorese e Trestina. La Godigese di Paganin ha ingaggiato Mason, Cattellan è passato allo Pitergina, è ritornato, sarebbe il caso di dire, allo Pitergina, al Villorba un altro ritorno, quello di Schifano, poi Del Papa dal Vazzola passa all'Union Pro, mentre da casa Porto Mansuè si lascerebbe andare via Roman, Baggio e questo signore che è Edison Dema, forse un attaccante che servirebbe all'Eclisse oppure al Vittorio Veneto. Vedremo dove si accaserà. Andiamo ad accasarci in prima categoria, precisamente con la capolista Santa Lucia Susegana. Domenica il pareggio con il San Martino Colle Umberto di Agostino Bottega. Intanto andiamo ad ascoltare il tecnico Diego Moro. Mister 2-2 e un punto, rammaricato oppure no? Ma è chiaro che c'è del rammarico perché la partita, il San Martino ha fatto un primo tempo importante, come ha detto prima il mister Bottega, c'è stata molta intensità che in certi momenti l'arbitro ha fatto fatica a contenere perché ci sono state, non so, penso che noi abbiamo 6-7 ammoniti e loro forse 3-4, quindi l'intensità era alta e forse serviva un metro un po' diverso. Primo tempo loro hanno fatto bene, ci hanno fatto gol su punizione, diciamo che poi il secondo tempo i cambi che ho fatto ci hanno dato la spinta, pareggiando sul calcio di rigore, dopo qualche minuto il 2-1 e da là secondo me è venuto fuori anche il nostro spessore sotto il punto di vista di squadra. È vero che dopo abbiamo gestito male gli ultimi minuti perché subendo il calcio di rigore, che comunque l'arbitro era
era un calcio di rigore completamente, era fuori dall'area col colpo della mano di Daros, però è andata fuori la palla. E poi questo gol al 52esimo, che sì, l'arbitro aveva detto 6 minuti, è anche vero che secondo me ha sbagliato più il mio ragazzo a non colpire quella palla bene, buttarla in tribuna, e invece l'ha data a un compagno, quindi sbagliamo più noi degli arbitri, quindi sicuramente. Quindi diciamo che il punto, per come è andata la partita, ci sta anche. È comunque un Santa Lucia che trova fiducia sempre di più, perché dopo la vittoria col Barbisano in campo esterno, che non era semplice, oggi la conferma di questo pari, non puoi più nasconderti, insomma, più di tanto. Ma diciamo che adesso che siamo là, sì, anche oggi una delle cose positive è quando si vede che si entra in spogliatoio e si vede che i ragazzi colgono un pareggio come una sconfitta. È vero che adesso ci piacerebbe anche rimanere là, che non è maggio, è dicembre, quindi noi ci lavoriamo, non ci siamo dati degli obiettivi a inizio anno, e adesso cerchiamo di far bene ogni domenica, questo sicuramente sì. Hai cercato di tenere nascosto, insomma, fino adesso, però adesso, come ti dicevo, ci siete, è una squadra che può lottare qui in alto. Può lottare, sì, può lottare, perché la rosa che ho a disposizione è una rosa comunque per la categoria valida e competitiva. L'ha detto giusto Bottega, secondo me ci sono un paio di squadre, e sicuramente Limana è una squadra che secondo me sarà la squadra più quotata, e quella che secondo me potrebbe centrare questo campionato. Noi ci proviamo, abbiamo fatto un'andata, mancano ancora 3 partite mi sembra, e quindi speriamo di chiudere nel miglior dei modi almeno il girone d'andata. Un buon Natale, insomma. E fare un buon Natale. Questo è Santa Lucia Susegana, Diego Moro il tecnico. Andiamo a parlare di calcio a 5, come consuetudine siamo nel vicino Friuli, precisamente a Tamai, e allora andiamo a sapere le ultime sulla squadra friulana che seguiamo. Era già rientrato col Pordenone dall'infortunio che l'aveva tenuto fermo dopo essersi appunto fatto male a Nervesa. Oggi Mazzucca è tornato anche a segnare, non è bastato per far vincere il Maccan, però insomma sei riuscito a rimettere dentro la palla. Sì, va bene, per quello sono un po' contento di tornare, ma non vincere fa male, quindi no, posso dire che siamo veramente contenti. Sono tornato, ma ancora manca tanto. Cos'è mancato, Augusto, per riuscire dopo il 2-2 a non cedere e a non perdere la partita? Penso che a volte perdiamo la testa, in quel momento che abbiamo pareggiato si vedeva che la partita era per noi, e dopo abbiamo preso un gol di nuovo e sembra che finisce lì, non troviamo il modo di recuperare la partita. Maccan calcio a 5, era Augusto Mazzucco ai nostri microfoni. E adesso andiamo a concludere con il basket, perché c'è gioia ancora in casa Rucker Sambe per la splendida vittoria contro l'Antenore Padova di Daniele Rubini, e c'è proprio il coach di Padova ai nostri microfoni. Con lui facciamo il punto sulla partita ma anche sul campionato. È stata una bella partita, indubbiamente, al di là del risultato che chiaramente non la soddisferà. Posso anche dirle di sì, perché alla fine niente mi costa. Il mio rammarico più grande è che con una condotta non certamente da squadra matura, ad un frangente in cui eravamo in pieno controllo sul più 12, abbiamo esagerato 3 palloni che hanno permesso a loro di rientrare in partita. E questa cosa qua è quella assolutamente sbagliata e fuori luogo. Pensavo che la lezione fosse stata colta, l'abbiamo replicata a 2 minuti dalla fine, andandoci a prendere ripetutamente delle soluzioni che forse ci avrebbero avvantaggiato a essere in controllo. C'erano i 2 lunghi con 4 falli e noi non siamo riusciti, però queste sono le inezie, i dettagli, le situazioni che analizzi quando prendi una partita, la perdi, e puoi andare anche a recriminare sul tiro del cavolo che hai preso a metà campo ad 1 secondo dalla fine. Perdi i 2 e segnano quel tiro lì. Questo è, raccogliamo il buono, meditiamo approfonditamente sugli errori, perché non possiamo noi squadra, così come siamo concepita, permetterseli, e andiamo avanti. Analizziamo questo campionato, visto che la partita l'ha accantonato velocemente. Questo campionato giusto, insomma, qui si lotta con queste squadre?
è un campionato che secondo me non ha ancora fatto vedere quella che sarà la soluzione finale. Io penso che sia difficile per noi che siamo davanti tenere questo passo. E dietro c'è tanta roba che si è un po' persa per il mondo, ma che sta riorganizzando un po' le cose per rendere la vita difficile a tutti quanti. Io penso che quando sei davanti devi lavorare duramente, perché chi è dietro ti guarda e fa di tutto per raggiungerti e superarti, e quindi non ci si può basare su quello che è capitato fino adesso, sarebbe assolutamente improprio. Coach, buon lavoro. Grazie anche a voi. Questo era Daniele Rubini, sempre difficile parlare a caldo dopo una sconfitta. Bene, noi ci risentiamo domani, altro giro, altra corsa, come si suol dire, e sarà l'ultima giornata, il venerdì, prima del weekend. Buona giornata.